Buongiorno a tutti, puntata numero 54 di GP On Air Attualità. Vittorio Sanna dai microfoni di Radio Supersound. Come abbiamo detto prima, la radio che l'accendi e ti accende, e voi ce l'avevate già accesa prima, per parlare di quelli che sono i temi della nostra Sardegna. Entra nuovamente il calcio anche nell'argomento di GP On Air, visto che il calcio è finito con il campionato di Serie A che si è concluso, e parleremo di calcio proprio in apertura con Vittorio Pujeddu, selezionatore della Nazionale Sarda che si è ritrovata al club nautico di Chia per una conoscenza diretta tra staff tecnico e calciatori, e che ha tracciato quelli che sono i suoi programmi, coronavirus permettendo, perché poi l'incognita è sempre relativa a quelle che saranno le vicende legate insomma al nostro paese. Per quanto riguarda invece GP Report, la nostra redazione, oggi è il turno di Roberta Lai. Sentiremo più avanti che idea ha portato o porterà quest'oggi in trasmissione. Loro hanno ampia possibilità, perché gli viene concesso questo anche per fare radio, perché per fare radio ci vuole certamente fantasia e spirito di iniziativa, e vediamo un po' qual è l'idea che oggi Roberta ci porta in trasmissione. Infine, ma non per ultimo come argomento, Bainjo Cuccu arriva da Samugheo, rappresenta Samugheo, e Samugheo è la patria del tappeto, del tessuto. In questo caso Bainjo Cuccu ci parla proprio della manifestazione che per tutto agosto caratterizzerà Samugheo, e cioè appunto l'esposizione del Museo del Tessuto con i preziosissimi tappeti, ma non solo, anche con qualcosa relativo a quello che è il cucito, quello che noi riusciamo a produrre in Sardegna, veramente di alta scuola e di alta classe. Tutti questi temi tra pochissimo dentro GP On Air Attualità su Radio Supersound, quindi non cambiate canale, stiamo insieme ancora un poco e tratteremo tutti questi temi fino alle 13 circa. Grazie, a tra poco. A GP On Air si parla di Nazionale Sarda. Per Vittorio Pujeddu, il nuovo selezionatore, è stata la prima volta che ha incontrato i suoi calciatori. Buongiorno Vittorio. Buongiorno a tutti, buongiorno a te Vittorio. Al club nautico di Chia hai avuto modo di conoscere i ragazzi che hanno già fatto parte della Nazionale. Qual è stato l'impatto, Vittorio? Guarda, devo dire la verità, l'impatto è stato positivissimo, perché ho visto dei ragazzi che hanno voglia di partecipare, di fare parte di questa Nazionale Sarda. Hanno voglia di mettersi in mostra, hanno voglia di fare, quindi è un impatto sicuramente positivo, e devo ringraziare soprattutto i ragazzi di Sassari, perché hanno fatto questo viaggio lunghissimo per raggiungerci, quel di Chia. Bell'ambiente, un bel gruppo, molti di questi hanno capito già dalle prime partite il grande valore che ha rappresentare la Sardegna. Sì, credo di sì, credo che abbiano capito cos'è l'appartenenza ai colori della Nazionale Sarda. Stiamo portando in giro il nome di tutta la Sardegna, e quindi non è uno scherzo, è una realtà, è una cosa che non dobbiamo prendere sotto gamba, ma anzi ho visto che i ragazzi sono vogliosi di cominciare a dimostrare cosa vale questa Nazionale Sarda, e perciò aspettiamo le prime partite, speriamo che si possa giocare nel più breve tempo possibile, che ci diano l'ok a riempire gli stadi e cercare di portare più gente possibile a vederci. Un bel connubio tra vecchi e giovani, c'erano giovanissimi, alcuni addirittura 2000, 1999, quindi giocano veramente giovani, e i più anziani, tra gli altri Emerson, che è un po' il simbolo di questa sardità, lui che si definisce a tutti gli effetti sardi, ormai in Sardegna da oltre 20 anni, e che fa un po' da esempio quasi anche a tutti gli altri.
Beh sì, lui è diciamo, il collante tra i giovani e il gruppo diciamo tra virgolette dei più anziani, quindi lui è quello che ha più esperienza, è quello che ha giocato molte più partite anche a livello nazionale da professionista, e quindi non può che far bene a questo gruppo, non può che far migliorare i giovani e soprattutto dare l'esempio di una maturità a livello sia calcistico che di professionalità importante. Vittorio, tra gli altri c'erano anche alcuni sponsor, hanno mostrato veramente di credere in questo progetto. Sì, questo a me fa molto piacere, infatti li ringrazio da parte mia e da parte di tutto lo staff della nazionale, compreso il presidente e tutti quanti. Ci ha fatto piacere che erano lì presenti, vuol dire che ci stanno seguendo, che hanno fiducia in noi e che cercheranno di darci una mano nel futuro, e questo è molto importante. Abbiamo bisogno di tutte le persone che ci vogliono dare una mano, anzi chiediamo se qualcuno vorrebbe e vuole far parte di questa nazionale, siamo qui ad aspettarli. Sarà importante gestire anche il rapporto con le società. Le società hanno sempre timore di mandare i ragazzi in nazionale per un infortunio, per affaticamenti, insomma per incidenti. Bisogna entrare nell'ottica e dobbiamo cercare di creare un rapporto con loro e far capire anche che può essere proficuo per le società avere una vetrina di questo tipo. Sì, questo è una cosa importante, infatti parlando fra di noi, con te appunto e con tutto lo staff della nazionale, si stava pensando appunto di ritrovarci con tutti i presidenti per fare un incontro e fare una chiacchierata con loro, per fargli capire che la nazionale sarda a tutti gli effetti è una nazionale importante, che è seguita da tantissime squadre, da tantissime società, e che quindi i loro gioielli li mettiamo in vetrina e in mostra per un futuro anche che potrebbe essere importante a livello nazionale e anche internazionale, perché no? Ecco, abbiamo parlato anche di questo, del fatto che molte volte noi sardi definiamo interessante un giocatore o meno interessante quando hanno soli 19 anni, invece forse le occasioni possono ancora arrivare quando si è un po' più grandi. Ci mancherebbe, certo, non c'è età per dimostrare il proprio valore, e non c'è soprattutto categoria. A qualsiasi età si può dimostrare quello che vale, e si può fare anche a 25, 24, 26 anni il salto di qualità e di categoria importante, quindi mai perdersi d'animo, sempre dimostrare in campo il proprio valore, crederci fino in fondo, massima professionalità, ed è quello che il mio consiglio che do ai giovani e anche a quelli che magari sentono già un po' più grandetti, che secondo loro magari non possono e non potranno dare di più a quello che finora hanno dato, ma io credo che invece le possibilità ci sono sempre a qualsiasi età. Ne abbiamo molti esempi di questo tipo, di giocatori arrivati a 24, 25, 26 anni dopo aver fatto magari la Serie D e altre categorie inferiori. Sì, noi abbiamo ad esempio citato Emerson, ed è uno di quelli che ha esordito a livello da professionista a un'età avanzata. Ne vogliamo citare un altro a livello importante, Zola, tra virgolette, che ha fatto una carriera, ha cominciato a giocare a livelli importanti a 25 anni, quindi voglio dire, ripeto, mai perdersi d'animo, sempre dimostrare il proprio valore in campo. Vogliamo tenere fuori un altro Torricelli, lo stesso, che da un interregionale è finito a una Juventus scudettata e compagnia vari. Quindi vuol dire che le qualità, se le hai, fino a quando non smetti di giocare, puoi sempre fare il salto di categoria. Vittorio Pugedo invece come sente questo incarico? Guarda, è una responsabilità importante. Adesso anche, a parte che non ci siamo in pratica all'incontro che abbiamo fatto l'altro giorno, abbiamo potuto fare delle amichevoli perché avevamo stabilito e già organizzato delle amichevoli prima che successe il Covid, quindi non si è potuto giocare. Però è una responsabilità importante, anche perché prima da allenatore ce li avevi sempre sotto controllo, li vedevi quando allenavo per dire la prima del Cagliari di Tavolara, li avevi sempre sotto controllo, li vedevi quotidianamente tutti i giorni in pratica. Quindi adesso invece devi andare a vedere le partite, a vedere i giocatori, devi fare delle scelte, e quindi è una responsabilità importante. Speriamo di fare bene. Io mi auguro che i ragazzi ci seguano, che capiscono che magari qualche volta che non vengono convocati è perché non perché li abbiamo scartati, ma perché ne stiamo provando magari degli altri,
e quindi che comunque sono sempre le porte della Nazionale Sarda sono aperte per tutti i giocatori che vogliono dimostrare veramente il proprio valore. Grazie Vittorio, buona giornata. Grazie a voi, saluto tutti, buona Ciao. serata, anzi buona giornata, ciao ciao. A GP On Air Roberta Lai di GP Report, che ci porta il suo argomento odierno. Qual è il tuo oggi? Allora, il mio argomento di oggi è un'intervista al signor Vittorio Sanna. Perché capovolgi la trasmissione. Non è la prima volta che ci senti tu in questa sera. Lo so, mi piace, dai, me lo concedi? Andiamo, dai, vediamo un po' che cosa hai da chiedermi. Allora, volevo chiederti una domandina facile per iniziare. Chi è Vittorio Sanna? Ma se tu vedessi Vittorio Sanna come una persona, non come se ti stessi descrivendo da solo. Vittorio Sanna, come lo vedi? Se ti guardi allo specchio, chi è Vittorio Sanna? Ma devo essere le lodi perché mi piace. Ritengo di essere una persona leale, una persona appassionata e una persona onesta. Questi tre elementi sono gli elementi che mi piace curare in particolare per quanto mi riguarda. Poi tutto il resto non sta a me dirlo. Io mi preoccupo semplicemente di tenere fede a quei valori che mi sono stati insegnati, niente di più. Ascolta, da quando ti ho conosciuto ho sempre cercato di immaginare come eri da bambino. Io ti immagino come un bambino sempre sincero, un po' birichino magari, ma come eri davvero da piccolo? Vedete un po' come mi pensi, non ho capito bene? Allora, un po' sempre che dici la verità, come sempre, come sei adesso, però un po' birichino, un po' monellino magari. No, guarda, l'esatto contrario, ero invece molto disciplinato e raramente trasgredivo alle regole che mi venivano dettate. Questo non toglieva che avessi un caratterino particolare, perché comunque quando ero piccolo io si cresceva per strada e quindi dovevi farti rispettare, dovevi stare alle dinamiche del gruppo, direi anche del branco, e quindi lì ti forgi anche il carattere. Se non vuoi soccombere devi necessariamente portare fuori anche le unghie, non puoi sempre pensare di essere quello che accetta tutto senza mai reagire, e questo me lo sono portato dietro. Cioè molti talvolta si aspettano da un personaggio pubblico che si offre al dialogo con la gente come di qualcuno che debba accettare per forza tutto quanto gli venga detto, gli venga proposto, e invece ogni tanto reagisco proprio come un popolano e la gente si meraviglia perché magari si aspetta un mio motto di, che ne so, ti cancello, ti faccio. Molte volte invece rispondo per le rime con il linguaggio tipico della strada, e questo per molti è una cosa strana, perché dice: come un giornalista che risponde come risponde uno alla strada? Finirei per essere un disadattato se non mi adattassi ogni volta al linguaggio che viene utilizzato. Questo l'ho sempre pensato e lo penso anche da insegnante. Cioè ci sono dei bambini tra virgolette educati che però, se per caso abitano in determinate zone, non possono certo accettare tutto, perché nel linguaggio poi che c'è nei diversi ambienti devi capire qual è quello che devi utilizzare e devi fare in modo che attraverso quello tu possa essere rispettato. A proposito di voce e di linguaggio, tutto il popolo sardo ti considera la voce del Cagliari. Ecco, quando hai capito o quando hai deciso che la tua voce poteva diventare importante e poteva incidere su quello che poi è il tuo primo, anzi il tuo secondo lavoro, il radiocronista? Guarda, non ho mai pensato, quando ho iniziato, al fatto che la mia voce potesse essere una voce esclusiva, perché quando ho iniziato, e per 6 anni è stato così, diverse radio avevano il loro radiocronista, quindi a me interessava che la mia voce fosse gradita al pari degli altri.
Quindi il mio primo obiettivo fino al 1999 è stato senza dubbio quello di riuscire a raggiungere colui che in quel momento era certamente il radiocronista per eccellenza, quello più seguito, cioè Bruno Corda, e sono stato contentissimo di essere riuscito in 6 anni a portarmi ai dati d'ascolto suoi e a gareggiare spalla a spalla con chi aveva certamente una tradizione maggiore della mia. Poi è stato il fenomeno dell'esclusiva che ha caratterizzato il fatto che ci fosse una sola voce, quindi c'è stato ancora per un po' di tempo Bruno e poi nuovamente io. Ma sia io che lui crediamo che se ci fosse la possibilità di avere 2 radio, di non avere l'esclusiva e di potersi misurare anche per lo spirito agonistico che esiste dentro un radiocronista che vive un po' da sportivo quello che succede, sarebbe ancora bello poter concorrere numericamente anche per i dati d'ascolto, ciascuno avendo le proprie caratteristiche, il proprio stile e ciascuno avendo le persone che lo seguono. Se si usa dire in questo periodo che sono diventato la voce è solamente per questo effetto, e mi fa molto piacere. Quando ne sono diventato consapevole non può che farmi piacere, però ripeto, ho un po' di nostalgia per quando c'era la possibilità di concorrere, perché oggi magari sarebbe stato bello poter dimostrare anche a chi ancora non ha fiducia in te che tu poi te la potevi giocare, che avevi le tue carte, che avevi le tue caratteristiche e che non ci sei nel ruolo in cui sono stato perché qualcuno mi ha aiutato, perché non c'erano dei privilegi e via dicendo. Mi piacerebbe ancora poter difendere il mio ruolo con una certa concorrenza. Ma da bambino avresti mai immaginato che un giorno saresti diventato il nostro radiocronista per eccellenza? No, io da ragazzino speravo, come tutti i ragazzini, di giocare al calcio ed arrivare il più alto possibile. Anche una piccola illusione l'ho avuta, perché quando ancora ero giovane, avevo 19 anni circa, già mi affacciavo alla promozione, quindi qualche idea me l'era fatta. Allora non c'era neanche l'eccellenza, quindi veniva prima della Serie D, però mi sono accorto con il tempo, subito dopo, che ero distante da quelli che erano i livelli che venivano richiesti per poter avviare questo sogno, e quasi per caso mi sono ritrovato invece a conquistare la Serie A in un altro ruolo, e devo dire con un numero di presenze che un calciatore difficilmente riesce ad avere, perché le mie 740 radiocronache integrali di quelle che sono andate in onda, perché poi ne ho fatto altrettante dalle quali o togliamo gli highlight oppure erano commenti alle partite viste in TV, ma insomma oltre 1000 gare viste e raccontate, credo che sia un patrimonio che pochi possano mostrare, e questo mi inorgoglisce, ripeto, mi permette di dire che sono arrivato in Serie A in un altro ruolo, ma me la sto vivendo bene questa Serie A. Nella mia prima puntata di È l'ultima domanda, eh? Nell'ultima? No, sì, dai, altre due e basta. Allora, dicevo che nella prima puntata di GP On Air, nella mia prima puntata, ho avuto modo di recensire il tuo libro Leggende rosso-blu. Sì. Ti ho definito quello che sei, un maestro. Come riesci a coniugare queste due professioni così diverse? Oppure c'è qualcosa del maestro che cerchi di far arrivare anche nella sua professione di radiocronista? Ma c'è tantissimo. La scuola è una squadra. Io lavoro in una scuola come fa un allenatore dentro uno spogliatoio, quindi cercando di fare in modo che i tuoi calciatori diano il massimo nel metterli nelle condizioni di poter esprimere al massimo, nel tentare di gestire i momenti di crisi. Faccio l'allenatore dei bambini dai 5 ai 10 anni e credo che queste dinamiche poi si possano ripetere anche all'interno del calcio. Ho sottolineato infatti il giorno della partita con l'Udinese del ruolo di Gotti, l'allenatore dell'Udinese, che appunto ha studiato e si è laureato anche in pedagogia, e quindi conosce bene anche le dinamiche per riuscire a gestire un gruppo. Secondo me questi sono aspetti fondamentali, e ritengo che non sia un caso che uno degli allenatori a cui sono più legato e che per me è in assoluto un mito
Oscar Washington Tabárez, che ha fatto il maestro come me, è diventato direttore didattico a suo tempo, per poi fare anche l'allenatore. Allora adesso ti faccio l'ultima domanda. L'ultima domanda, che cosa ti sentiresti di dire, un consiglio che daresti ai giovani che si apprestano ad entrare nel mondo del lavoro e che a volte si trovano un pochino sfiduciati da questo mondo che non li accetta, in cui non c'è ancora molto spazio per loro? Che ricordino sempre: più so e più so di non sapere, cioè nel senso che se non c'è questa fame di conoscere costantemente, di perlustrare, di navigare, di andare oltre quella che è la conoscenza di oggi, perché domani sia di più, sia diversa, sia più profonda, ecco, se non c'è questo spirito si rischia di diventare presuntuosi, supponenti, incapaci di guardare il mondo, di comprenderne le dinamiche, incapaci di capire gli altri e via dicendo. Quindi vale ancora il principio di Socrate: più so e più so di non sapere, tanto più si allarga l'orizzonte quanto più riesco a capire che c'è molto più da imparare. Grazie Vito, grazie per credere sempre nei giovani, adesso in tutti i campi. Adesso continui tu l'intervista, cioè la trasmissione? No, la faccio io. No, fai tu. Grazie Roberta. Grazie a te Vito, è stato un piacere. Ciao, buona giornata. AGP On Air Bainjo Cuccu, che ci parla della mostra del tessuto a Samugheo, di questo mese che come tradizione Samugheo dedica al proprio artigianato, un artigianato che è ricchissimo, conosciuto dappertutto, soprattutto per quelli che sono i tessuti, ma non solo, anche per quelli che sono i tappeti in particolare. Buongiorno Bainjo, ben trovato. Buongiorno, saluto tutti. Parliamo di quanto è stato difficile in un anno come questo mantenere la tradizione e riuscire a organizzare la mostra. Sì, è stato un po' complicato, anche perché fino a poco tempo fa pensavamo tutti non si potesse realizzare per via della situazione. Invece poi la situazione è via via migliorata e naturalmente prendendo tutte le precauzioni del caso siamo riusciti a organizzare la mostra e a garantire anche la sicurezza del visitatore. Questo è fondamentale in questo periodo, un appuntamento il vostro che oltre a essere tradizione, come ho detto, è anche importante dal punto di vista economico, perché Samugheo è una delle capitali del tessuto. Sì, Samugheo è sinonimo di tessuto, di tappeto per quanto riguarda l'artigianato sardo. Quando uno parla di tessitura o di tutto ciò che è collegato al tessuto, non può prescindere da una visita a Samugheo, anche perché qui sono concentrati la maggior parte dei laboratori e quindi si ha anche la possibilità di andare direttamente a vedere chi fa i tappeti. E i laboratori sono dei veri e propri luoghi in cui, oltre a garantire la tradizione, si effettua anche molta sperimentazione. Ecco, questo della progredire è un tema che Samugheo sente particolarmente. D'accordo, mantenere la tradizione, ma cerchiamo anche di adattarci ai tempi e di riuscire a essere contemporanei nello sviluppo che c'è, insomma, di questa tradizione. Sì, infatti gli artigiani tengono una doppia linea, diciamo, tra virgolette, una che segue quello che è il piacere del gusto della tradizione e uno invece che sperimenta quella che può essere anche nuove tipologie di arredo urbano, di arredo domestico. E per questo il museo invece affianca ogni anno alla mostra dell'artigianato classico una mostra di arte contemporanea. Quest'anno ospitiamo la più grande e più importante manifestazione di fiber art d'Europa, quindi a livello internazionale, con artisti di livello internazionale che lavorano in tessuto. Quindi questo dialogo, questo scambio di visioni diventa molto importante e diventa un appuntamento imprescindibile per l'estate e per chi sta in Sardegna. C'è spazio anche per quello che è il taglio, insomma, perché comunque sia
al di là del tappeto c'è anche una bella sartoria per chi vuole vestire classico ma proiettandosi al futuro, perché anche da questo punto di vista c'è una continua ricerca e fare in modo che si possa essere sempre moderni e contemporanei. Sì, infatti a Samugheo abbiamo anche una grande azienda di sartoria conosciuta in tutta la Sardegna che ugualmente sperimenta nuove tipologie di bestiario, tenendo però anche, come dire, quella classicità che è consona e che è, come dire, riconoscibile dal punto di vista dell'indumento sardo. Samugheo è una cittadina che sta in un punto particolare, un po' il confine tra la montagna e la pianura. Da lì si passa per raggiungere la pianura e hanno una grande tradizione legata un po' al popolo barbalicino, chiamiamolo così, ma anche guardando al Campidano. Uno degli appuntamenti, ad esempio, che richiama tantissima gente, oltre che questa rassegna del tappeto, è certamente quella delle maschere col mammuzzone. Ecco, ci sarà spazio anche per poter frugare tra quelle che sono le ricchezze culturali di Samugheo in questo mese? Allora, in questo momento preciso, noi solitamente facevamo anche il carnevale estivo tradizionale abbinato a quella che era la manifestazione. Purtroppo quelle sono manifestazioni in cui diviene difficile rimanere, come dire, dentro i canoni delle prescrizioni, però abbiamo fatto una serie di importanti iniziative, tra cui la realizzazione di alcuni murales. Se uno è proprio dedicato alla maschera tradizionale del Samugheo, vista con un occhio contemporaneo. Bella, anche questa è una ottima iniziativa. A sostegno di questo mese anche qualche evento, qualche spettacolo avete in programma, avete in cartello? Diciamo che faremo una collaborazione con Mirto è il festival del mirto di Olbia, e faremo una mostra d'artigianato anche ad Olbia, dove ci saranno, come a Samugheo, vari generi di artigianato come la ceramica, il ferro, il tessuto, ma soprattutto quello che è poi il settore principe di Samugheo, che abbiamo detto che è la tessitura e la sartoria. Insomma, poi a Corredo non si smette di cucinare, si può tranquillamente picchettare, è tutto previsto questo, perché sennò uno dice non è che vado a vedere solamente il tappeto. No, poi naturalmente ci sono tutta una serie di altre cose da poter vedere a Samugheo, naturalmente poi ci saranno anche altre iniziative fatte dal comune che garantiranno al visitatore un'esperienza il più possibile a tutto tondo, che possa immergere le persone in quello che è Samugheo, come hai detto tu, un paese che combina la tradizione della montagna ma anche quella della pianura e del mare. Quindi per chi ci sta ascoltando e magari in questo momento è sotto l'ombrellone, la sera se volete fare una passeggiata è sempre piacevole andare verso le montagne, non è distante poi neanche dalle località marittime, perché al massimo è un'ora di macchina e si può arrivare a visitare veramente il cuore della Sardegna. Grazie Baiciu e buon lavoro e buon mese di agosto. Grazie a voi, grazie a Samugheo. Buona giornata. È tutto anche per oggi per quanto riguarda GP On Air. L'appuntamento è per mercoledì sempre alle ore 12, ma non perdeteci d'occhio neanche nei nostri social per quella che sarà la prossima puntata numero 56. Buona giornata a tutti.